Passo subito la parola all'avvocato Renzo Fogliata, professore a contratto di diritto e procedura penale. Passiamo all'aspetto quindi ordinamento penalistico, che reputo possa essere estremamente interessante nei principi anche fondamentali. Prego. Più basso, devo adattare il microfono. Bene ha detto chi mi ha preceduto sul balbettio, ecco, questa è l'unica cosa che posso condividere, perché è davvero, come posso dire, rivoluzionario è una parola che non mi piace, insomma, come diceva invece un noto esponente della cultura filosofica veneziana, per capirci, è epocale il passaggio che voi tutti qui state facendo oggi. Direi che alea iacta est, dado e tratto, veramente si addice a questa assemblea, di cui credo non si torni indietro. E per chi debba affrontare questioni così spinose come quelle dell'eventuale nuovo ordinamento giuridico, in questo caso il sottoscritto chiamato a dire due cose sul diritto penale, credetemi, è davvero il compito di Cincinnato, cioè lascio l'aratro, vengo qui, dico due parole e torno a casa, perché insomma ci sono studiosi ben più titolati. Allora veniamo al dunque. Io quando penso alla cultura veneta in generale, intanto ho sempre un'immagine da 30 anni, da quando ho cominciato a studiare, questo studio di questa miniera infinita di cose completamente ignote alla cultura ufficiale, all'intelligenza ufficiale, alla vulgata, dall'intelligenza alla vulgata. L'immagine è un mosaico di Sant'Apollinare in classe a Ravenna, dove si vede, un mosaico del XIII secolo, dove si vede un soldato della fine del XIII secolo, si vede un soldato in cotta di maglia, elmo, una grande spada impugnata con decisione che sta distruggendo un edificio, e la scritta sotto è Iadra ad acerem, Zara alla distruzione, e rende perfettamente quest'immagine di una devastazione. Ecco, questo è quello che è accaduto alla nostra civiltà, e adesso cercherò anche di spiegare l'inerenza del mio tema con questa affermazione preliminare. Velocemente, l'Italia, è stato detto dalla gentile introduttrice, insegna ai propri pupilli, me compreso, a scuola, che appunto il nostro sistema giuridico è l'apice della civiltà. Non poteva essere esservi sistema migliore. Il tributario principale, anzi noi siamo il debitore del principale filone culturale al quale attingiamo, è la Francia, in particolare la Francia rivoluzionaria. Non me ne vogliono i francesi presenti, non è una questione personale. La Francia rivoluzionaria, è stato detto questa mattina, cominciamo per esempio con le royaume, il regno è uno e indivisibile, è una formula della Costituzione rivoluzionaria francese del 3 settembre 1791, trasposta pari pari nell'articolo 5 della nostra Costituzione, creandosi una dottrina nella nostra Costituzione di costituzionalisti che, senza arrossire, dagli anni 50 in poi sostengono che trattasi di norma immodificabile. Noi la vediamo, io stesso devo dire, quando siamo studenti, quando apprendiamo, quando abbiamo anche la fascinazione nei confronti dei nostri maestri, la vediamo come oro colato, senza senso critico, come diceva il professor Vitale questa mattina, con il latte. E questo fa parte, e mi è piaciuto moltissimo l'intervento del professor Vitale di stamane, di quella teologia laica di cui parlava esattamente Carl Schmitt. Noi abbiamo creato la mitologia di tutto quello che è sacro, fuorché Dio che è cacciato fuori dalla finestra. Però sono sacre le istituzioni, sono sacri i confini. È sacro l'esercito, è tutto sacro, ed è talmente sacro che ormai parlarne contro è una bestemmia. Fino a poco tempo fa voi state sdoganando tutto questo, dire, ma io francamente vedrei anche l'idea di un Veneto indipendente, ha bestemmiato, sembrava di essere nel Tempio di Gerusalemme al tempo di Cristo. E questa è un po' ancora la mentalità con la quale dobbiamo combattere. Allora dicevo, siamo tributari della cultura francese. Questa cultura è quella che ha dato poi le Costituzioni, così come le intendiamo, la Costituzione rigida si dice, cioè quella che vuole
elencare diritti e doveri fino in fondo con analiticità e che è la norma prima dalla quale non ci si può discostare, e poi ha creato le codificazioni. E l'Europa continentale, si dice, Europa ha un sistema giuridico di civil law, si è adeguata, chi più chi meno, a questo modello. L'Italia totalmente, pancia a terra. Codice penale, codice civile, Costituzione. Venezia com'era? Venezia era tutt'altra cosa. Venezia intanto era uno stato di diritto, chi dice il contrario mente sapendo di mentire. Era uno stato di diritto antichissimo, la Magna Carta Libertatum è del 1215, il Maggior Consiglio è del 1172, le quarantie sono del 1179, presso la quarantia criminale vigeva un processo pubblico, aperto, dove l'avvocato aveva il doppio del tempo, il difensore aveva il doppio del tempo dell'accusatore, dove aveva la possibilità di arengare per ben 5 volte, dove il giudice era numeroso, quarantia dirà pur qualcosa, era quindi collegiale, mai un monocratico, mai un uomo solo, non solo ma il numero pari, perché la decisione doveva essere presa con almeno 2 voti di scarto e non uno, dove il giudice era diverso dall'accusatore, vi era un collegio istruttorio fatto di tutt'altre magistrature, la quarantia ascoltava in un processo pubblico, orale, e giudicava, attenzione, ballottando, termine che poi è diventato internazionale, lo usano gli anglosassoni attualmente, ballottando prima la colpevolezza e poi la pena. Mi ricorda il sistema americano, no? Non sono io a aver fatto questo paragone, è proprio così, la giuria americana si esprime esclusivamente, e anche inglese, si esprime esclusivamente sulla colpa, poi il giudice in separata sede, a seconda del sistema americano-inglese, con un collegio o meno, si esprimerà sulla pena. Cioè, questo sistema vige a Venezia dal Medioevo. Poi invece il romanticismo ha puntato il dito su un altro sistema che esisteva a Venezia, e parallelamente viveva con questo, era un sistema invece di tipo inquisitorio. Il cosiddetto rito del Consiglio dei Dieci. Il rito del Consiglio dei Dieci invece era scritto, era segreto, addirittura teoricamente non erano previsti gli avvocati. Nasce per quelli che oggi chiameremo i delitti contro la personalità dello Stato, cioè per tutelare lo Stato nella sua espressione vitale contro quei comportamenti che ne ponevano in pericolo la stessa esistenza. Ecco, c'è un piccolo particolare. Dal 1571, con legge scritta, si dice che questo tipo di rito si applicherà esclusivamente a chi? Ai poveracci, ai contadini? No, ai patrizi. Quindi il rito peggiore, quello inquisitorio, quello più duro, riguardava chi? La classe di governo, la quale era trattata con molto maggior rigore che non le altre classi. Sono 2 riti coesistenti. Queste cose le trovate solo studiando con grande fatica, le ricavate, perché non c'è un trattato che dica queste cose, le ricavate studiando con grande fatica il sistema veneziano. Dove voglio arrivare? Non c'era una Costituzione. Quando Maranini negli anni 30 scrisse la Costituzione di Venezia, intendeva il sistema costituzionale così come si era formato, l'architettura dello Stato. Non c'erano i codici, ci sono tentativi di codificazione della fine del Settecento perché, ahimè, lo scimmiottamento dell'illuminista imperava e in qualche modo ci si doveva adattare, ma ci riescono fino a un certo punto. Riescono a varare il codice della Veneta mercantile marina, riescono a varare il codice feudale, ma non un codice penale, un codice civile. Qual era quindi il sistema? Era un sistema di tipo giurisprudenziale. Era un sistema in cui la Costituzione si fondava su un punto solo, la tradizione. La rivoluzione francese fa a pezzi la tradizione precedente. Sistemi come quelli austriaco-inglesi invece valorizzano il passato, pur cambiando, modificandosi. La borghesia è la nuova classe rampante non solo in Francia, anche in Austria e in Inghilterra. E Venezia alla fine del Settecento registra Lane a un volume di traffico e di commercio pari al 400. Che decadenza! Certo non era più la potenza mondiale di un tempo, ma mantiene quel livello. E chi sta tenendo in mano il commercio? La borghesia. Perfino la borghesia ebraica, che se ne pensi, perfino la borghesia ebraica. Quindi Venezia si sta modificando con il resto d'Europa, viene troncata da un fenomeno che ha un nome e cognome, Napoleone Bonaparte, punto. Viene troncata con la violenza, non c'è una decadenza necessaria, una fine necessaria, con la violenza. Viene decapitata, lo dice Frederick Lane negli anni 70, nella sua meravigliosa trilogia sulla storia di Venezia. Torniamo al diritto.
Dove si trova un sistema attualmente ancora vigente di questo tipo? Ma è semplice, nel Regno Unito. Ma nelle nostre università del Regno Unito non si parla mai. Al massimo c'è qualche corso di diritto comparato sul common law, ma non se ne parla mai. Perché? È ovvio, perché l'apice della civiltà è la nostra, è la Costituzione e i codici, è il diritto, il civil law continentale. Si ignora completamente, dice Napoleone però ci ha dato il codice, ma anche se non ce lo dava stavamo bene lo stesso, sono certo di questo. Come sta bene l'Inghilterra? Come sta bene l'Inghilterra? In Inghilterra un famoso giurista definì così la Costituzione: The Constitution is what happened. La Costituzione è ciò che accade. If it works, it's constitutional. Se funziona, è costituzionale. E così era Venezia. Gli organi costituzionali si formavano ad uno, un po' alla volta. Se funzionavano, venivano confermati. Il diritto quindi dovrebbe essere ripensato. Questa non è la sede per poter dire tecnicamente quali potrebbero essere gli istituti esattamente e i ruoli. Certamente quando si scende nel tecnico attuale, si parla di obbligatorietà dell'azione penale che non dovrebbe più essere vigente. Scusatemi, io faccio il penalista da oltre 20 anni, cavalco le aule giudiziarie da 26 anni, solo nel diritto penale. Allora io contrappongo una sonora e fragorosa risata, perché l'obbligatorietà dell'azione penale è una presa in giro, e lo dicono per primi i magistrati. È scritta nell'articolo 112 della Costituzione ed è violata quotidianamente, ma non per finta, sapete, non nascostamente. I procuratori della Repubblica e i ministeri diffondono circolari in cui dicono: guardate, questi reati li portate avanti, questi se non ce la fate li lasciate indietro e vanno a prescrizione. È obbligatorietà dell'azione penale questa? E quando si dice chiaramente ai pubblici ministeri sostituti: guardate, alle truffe non potete dare seguito più di tanto, perché non abbiamo tempo, avete centinaia di migliaia di fascicoli da spartire, per cui se c'è reato alla page, come può essere la corruzione, il peculato o qualcos'altro, allora si va avanti e in un anno si fa il processo. Se c'è reato in cui il povero Cristo, l'imprenditore veneto, ci ha lasciato qualche milione di euro per una truffa, non serve niente, tanto non tocca gli interessi pubblici. E allora la discrezionalità dell'azione penale è solo buon senso, è prendere atto di un fatto, non è neanche una conquista di civiltà. Questo è un sistema che ha creato una teologia. Questa teologia va abbandonata, si deve essere concreti. Il processo penale, la Costituzione deve partire da una nuova Magna Carta Libertatum, pochi diritti di libertà e sicuri, il resto deve formarsi quotidianamente. Basta con questi dictati, perché è uno strumento di potere. Quando si dice che l'articolo 5 presenta un principio immodificabile, significa una cosa sola: se fai qualcosa in contrario sei un eversore, se sei un eversore vai in carcere. È questo che si vuol dire. È un instrumentum regni, uno strumento di potere, non è una garanzia di libertà, è il contrario. Questa parte, se ci fosse uno Stato veneto, come io auspico, dovrebbe concludersi per sempre. Il sistema inglese conosce ancora oggi l'equity, anche se non è più l'equità come era in passato. È un sistema che ha generato determinati istituti giuridici assieme al common law, cioè il principio di stare decisis, il rispettare il precedente, e oggi convivono questi due sistemi, perché appunto gli inglesi, forti della loro plurisecolare tradizione non decapitata, come è successo a noi, hanno potuto dar vita a questa lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. Bene, il giudice veneto aveva, vi faccio un esempio, un istituto, il giudice veneto aveva una fonte, una gerarchia delle fonti, aveva nel 1242, pensate un po' quando, il doge Jacopo Tiepolo emana lo Statutum Novum, i 5 libri dello Statutum Novum, e dice la gerarchia delle fonti nei prologhi dello Statuto. E sono gli statuti per l'appunto, quindi Jacopo Tiepolo ci tiene a dare una forte impronta statuale, quindi il rispetto dello statuto della legge, poi l'analogia, il simile a simile, la consuetudine e infine, apriti cielo, l'arbitrium.
Allora, io ho dovuto sentire professori universitari dire tradurre arbitrium con arbitrio. Quindi i Venezi avevano stato non di diritto, ma di arbitrio. L'arbitrio era l'equità, era l'adattamento al caso, esattamente come ancora oggi accade ai sudditi di Sua Maestà Britannica, dove nessuno si sogna di dire che sia uno Stato incivile, che ha creato istituti ai quali noi stessi andiamo a guardare, dove noi andiamo a rubare da loro. L'arbitrium, vi faccio un esempio, serviva a questo. Dice Antonio Barbaro, 1739, pratica criminale, dice: se la legge in un caso prevede la pena di morte, ma il giudice, secondo l'arbitrium o secondo consuetudine, ritiene invece di non irrogarla, prevarrà questa seconda opzione e, aggiunge il buon Barbaro, al principe certo non dispiacerà. Cioè c'era una fortissima tendenza che oggi si direbbe in favor rei, in favore dell'imputato, che andava a sopperire anche per esempio a certe crudezze della legge. Oggi ci troviamo con contraddizioni insanabili. Io ho difeso più volte con l'amico Morosin determinate persone per il reato di cui l'articolo 270 bis del codice penale, l'associazione eversiva dell'ordine democratico, e ci siamo trovati a discutere in diritto, guardate, esclusivamente in diritto. Esiste il principio di legalità e di tipicità, cioè non deve esserci genericità nella fattispecie incriminatrice, no? Voi capite, se io sono accusato di un reato, la norma deve dire chiaramente e senza equivoci quali sono gli elementi che la costituiscono, perché io sappia come difendermi. Ebbene, ditemi cos'è l'ordine democratico? Cos'è l'ordine democratico? Quando è che io everto l'ordine democratico? Questo risponde a un principio di determinatezza, logico prima che giuridico. Allora interviene una legge nel 1982 e dice: l'ordine democratico è l'ordine costituzionale, cioè siamo come prima. Che cos'è? Quale parte dell'ordine costituzionale? Io everto integrando una norma che poi mi porta a pene così pesanti. Quando io commetto un'eversione, ne abbiamo discusso a lungo con i giudici di questo, e la Cassazione ha fluidato tra un'interpretazione della norma, credetemi non abbiamo il tempo per approfondire, bianco, e un'interpretazione che diceva nero, e sulle stesse basi si pretende di condannare la gente per 270 bis del codice penale. Per 270 bis del codice penale. Allora, è questo il primato della codificazione? Il legislatore fa una norma e poi comunque arriva l'interpretazione, che può essere bianca e può essere nera, dove non c'è accordo nemmeno sul bene giuridico tutelato. Beh, ma allora è meglio il sistema inglese, è di gran lunga meglio il sistema inglese. E sapete qual è la beffa? Che dopo averci insegnato il primato della codificazione rigida della Costituzione, rigida della stretta interpretazione del principio di tipicità, di tassatività, di legalità, ci ritroviamo a rispondere alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che invece ci dice che le sue sentenze fanno diritto. E allora anche la Cassazione adesso si è messa a dire che le sue sentenze fanno diritto, costituiscono fonte giuridica. Ma non c'è mica scritto da nessuna parte, sapete? Nella Costituzione non c'è scritto, se lo dicono loro, se lo dicono loro. E allora cercheremo, se dovessimo, a Dio piacendo, arrivare ad uno Stato veneto, di evitare queste storture in nome di sacri principi. Di sacro per chi ci crede c'è Dio, il resto c'è lo Stato, punto.